Lo sport dimenticato dalla politica e dal nuovo governo Draghi è stato questo il lapidario commento dell'assessore comunale di Agrigento Costantino Ciulla, dopo la scelta del premier Mario Draghi di non dedicare un ministero allo sport. Non vi è traccia del nuovo governo di un ministero ad hoc, sottolinea Ciulla, in un momento di grande crisi a causa di una pandemia che ha messo in ginocchio palestre e piscine. Ci saremmo aspettati una maggiore attenzione. Diciamo che dal nuovo governo ci saremmo aspettati appunto un'attenzione, come diciamo era già esistente nel governo precedente, anche se inesistente di fatto nell'attività dell'ex ministro, però ci saremmo aspettati dal nuovo governo appunto in un settore che è stato gravemente afflitto da questa pandemia ancora in corso. Purtroppo avremmo voluto vedere un ministero ad hoc anche per lo sport. Quindi hanno detto che ci sarà un sottosegretario? Hanno detto che ci sarà un sottosegretario, ma non è la stessa cosa di avere un ministero ad hoc, però dico, speriamo che anche lì si muovano, perché la categoria sportiva appunto ha necessità di ripartire e riorganizzarsi in tutto il territorio nazionale, soprattutto in quello nostro locale del sud e agrigentino nella fattispecie. Ecco, nella fattispecie su Agrigento che novità ci sono? Non so, penso all'illuminazione del campo sportivo, alla palestra che non è agibile. Ecco, come si sta muovendo lei in questo percorso? Mi sto muovendo, sto sollecitando gli uffici e comunali e non comunali per quanto riguarda tutto quello che c'è da fare per far sì che queste strutture diventino finalmente fruibili. Stiamo facendo il possibile senza fermarci un attimo, questo lo posso garantire e lo possono testimoniare tutti coloro che giornalmente e quotidianamente ci vedono al lavoro per la nostra città e per le nostre strutture sportive. Anche le periferie purtroppo sono carenti di impianti sportivi, o quelli che ci sono un po' abbandonati a se stesso. Nella rivalutazione delle periferie pensate di intervenire in qualche modo? Interverremo, come dicevo, ho detto sin da subito, noi stiamo facendo un piano un inventario di quelle che sono tutte le nostre strutture della città che sono abbandonate, oppure sono incomplete, affidate e non affidate, e anche gli affidamenti andare a vedere un attimino i termini e le condizioni di tenuta appunto delle strutture. Quindi sulle periferie è chiaro che ci sarà un'attenzione particolare per valorizzare quantomeno quelle strutture che possono aggregare i giovani, i ragazzi e le società sportive che oggi con grandi sacrifici comunque tengono in piedi anche le società appunto. Abbiamo strutture come quella di Villa Seta abbandonate da decenni, pensate in qualche modo capisco che è difficile, ma insomma di sbloccare e portarle a termine? Struttura di Villa Seta, non so a quale fare riferimento particolarmente, però a Villa Seta pensiamo al Parco del Mediterraneo, pensiamo alla piscina comunale, pensiamo all'incompiuto, incompleto anche ex campo di rugby, che non mi piace vederlo personalmente come campo per accogliere il circo e basta, quindi è chiaro che anche lì ci vorranno dei finanziamenti importanti e delle risorse per comunque completarle e renderle fruibili. La piscina è chiusa per Covid, però era funzionale ed è funzionale. Il campo di atletica è un altro punto che vogliamo anche affrontare e comunque vedere di recuperare in qualche modo.